Curtarolo. È iniziata l'asfaltatura di via Dalmazia. I lavori interessano il tratto tra via Vittorio Veneto e via Kennedy all'altezza dell'oratorio francescano. Il tratto è completamente chiuso al traffico, ha spiegato il vice sindaco Eddie Bazzan. Consigliamo ai cittadini, soprattutto ai genitori che accompagnano i figli a scuola, di utilizzare i percorsi alternativi di via Gorizia, via San Maurice, via San Francesco e via Vittorio Veneto. Borgo Ricco. Solo 230 euro per una borsa di Louis Vuitton su subito.it, un affare. Così una 34enne di Borgo Ricco non ha resistito e ha contattato la venditrice per accaparrarsela, seguendo alla lettera le istruzioni per il versamento effettuato su conto Poste Pay. L'oggetto super griffato non è però mai arrivato, anzi non è mai stato nemmeno spedito, perché era una truffa. Dopo la denuncia, i carabinieri della stazione di Campo d'Arsego hanno avviato le indagini e, seguendo il denaro, hanno beccato e denunciato una 74enne napoletana. Campo San Piero. Arrivato in piazza l'albero di Natale, destinato all'abbattimento, è stato donato da una famiglia di Noventa padovana, per cui i soldi risparmiati per il recupero e il trasporto dalla montagna bellunese saranno devoluti proprio alle popolazioni dell'Alto Agordino, hanno precisato soddisfatti i commercianti di botteghe in festa. Dal prossimo weekend il via alle manifestazioni natalizie.